braccia una chiave lunga appesa al collo. Ricordo ancora bene il padre di mio nonno, che non voleva abbandonare la sua casa un giorno. Un colpo di fucile lo tolsero di torno. Tutte le settimane attende sempre un figlio. 22 anni lunghi in gabbia e in esilio. Colpi nella notte per tenerlo sempre sveglio. I martiri viventi sono il nostro orgoglio. Lei sta in un campo profughi tra acqua e fango. Accanto il figlio Sad che del fango è stanco. Per non spalarlo più deve tappare un buco in cielo. Lui ci ha pensato su, l'ha fatto per davvero. Ora suo figlio Sad è andato sopra i mondi. Si è unito ad una banda insieme a tanti altri. Lei sogna di andare lì, vivere nelle tende, stare a fianco a lui insieme a tutti quanti. Le rughe di mio nonno sono ricordi tristi, villaggi bruciati e mai più rivisti. Le case restanti date ai loro artisti, le grida spezzate di quelli che non sono rimasti. Quando ha gli occhi chiusi vede campi di limone, quando li riapre soprusi e sopraffazione. Un popolo intero in una grande prigione, ogni mossa, ogni passo serve un'autorizzazione. C'è un valico a Rafah dove puoi passare se vai ogni giorno almeno per 2 settimane. Per visita nuda se tutto va bene. C'è chi attende un visto per potersi curare. La prima volta già fa corso verso il mare. La notte, le onde sui miei piedi, il calore. E tutto il tempo che non smettevo di pensare alla gente di Gaza che lì non ci può andare. اسمحوا لي أن أتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضا. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. E mi han chiuso la bocca, e ho ordinato di parlare. Mi han picchiato e mi han chiesto perché provi dolore. E mi han rotto i denti, han detto ridi. Hanno insultato i miei cari, han detto hanno interrotto i miei studi. E mi han detto di imparare, mi hanno spinto verso il fuoco, detto di avanzare. Mi han lasciato senza case, han detto che fantasticavo. Ho gridato verità e han detto che li attaccavo. Mi hanno invitato ad una discussione, una pistola sulla testa e mi han chiesto